Siamo a San Fior di Sotto, allo studio odontoiatrico Dentax, con il dottor Benedet che ci racconterà i cambiamenti per il suo settore dopo l'emergenza coronavirus. Dottore, che cosa cambia per il vostro mondo? Nel nostro mondo, come d'altronde molte attività commerciali, sono cambiate e cambieranno molte cose. In primis, per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti, stiamo alzando di molto il livello di sicurezza, adottando l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale sia per quanto riguarda gli operatori, sia per quanto riguarda i pazienti, in modo da farli arrivare in studio già previa chiamata telefonica e triage telefonico, e farli poter sedere in tutta sicurezza, fornendogli per quanto possibile tutti i dispositivi per poter operare, lavorare in totale sicurezza. Come in tutti gli studi dentistici, già prima avevamo dei livelli molto elevati di sicurezza, perché per noi la mascherina non è di certo una novità. Ovviamente siamo passati da mascherine chirurgiche a mascherine FFP2, siamo passati all'utilizzo di camici monouso, di cuffiette monouso, di copriscarpe. Abbiamo inoltre nelle zone operative allargato le maglie per quanto riguarda i tempi di lavoro, o meglio tra un paziente e l'altro lasciamo almeno un quarto d'ora di tempo per poter sanificare le zone operative, per poter areare le stanze e poter quindi garantire al paziente successivo una sicurezza. Abbiamo effettivamente riscontrato dei cali di ingresso dei pazienti, essenzialmente per due motivi. Probabilmente un primo motivo è un motivo psicologico. Fino adesso, con la situazione che c'era, molti pazienti hanno preferito rimandare le cure, ma d'altronde abbiamo ripreso da qualche giorno, perché fino a una ventina di giorni fa, 2 settimane fa, potevamo fare solo le urgenze. Ma tuttora ci sono dei pazienti che preferiscono, per paura, rimanere a casa, preferiscono spostare più in là le loro visite o le loro cure. Sicuramente purtroppo ci può essere anche una questione economica. Se molte persone hanno perso il lavoro o comunque non hanno lavorato in questi ultimi 2 mesi, sicuramente il loro denaro lo spenderanno in cose essenziali e non verranno dal dentista, anche se c'è da ricordare che ci sono delle cure odontoiatriche che sono effettivamente necessarie, non si possono spostare troppo in là, altrimenti quella cura diventerebbe una cura più importante e più costosa per il paziente. Tutti i clienti che in questo studio possono venire in sicurezza, senza nessun tipo di problema, perché garantiamo noi la sicurezza, l'efficienza. Non ci sono attualmente dei veri e propri protocolli bollati o firmati dal Ministero, perché ad oggi ci sono solo delle bozze che ancora non sono state firmate, ma comunque garantiamo dei protocolli che possono essere sicuri per i pazienti, in modo che possano continuare a venire in studio come facevano qualche mese fa e avere tutte le loro cure senza nessun timore. Quello che mi attendo è una responsabilità, ecco, responsabilità da parte di tutti. Noi ci mettiamo tutto l'impegno per fare questo, lo chiediamo anche ai cittadini, ai nostri pazienti, a chi si rivolge a qualsiasi studio odontoiatrico. La vita non si ferma, anzi continua, ma con responsabilità possiamo convivere anche con questa pandemia.